Iwayu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, mia prima reaction ufficiale su questo canale YouTube. Juventus-Napoli, partita importantissima, fondamentale per il cammino degli azzurri. Una partita che non si sapeva neppure se si doveva giocare, infatti ci stiamo facendo il rasate per il circo che hanno fatto tra ASL e Lega di Serie A. Alla fine si gioca, alla fine giocano anche i tre giocatori che sono stati messi in quarantena, forse la prima volta nella storia del calcio succede una cosa di questa, in aereo. Rachmani, Lobotka e Zielinski giocheranno. C'erano dei dubbi anche su Elmas, ma vabbè, tutti quanti ci sono, quindi non resta che giocare. Prima di vedere la partita vi invito a lasciare sempre tanti like di supporto al canale, iscrivetevi perché è sempre gratuito e commentate con il migliore e il peggiore sia di Juve che di Napoli. Allora, formazione del Napoli con Ospina tra i pali, Gulam si rivede addirittura, Juan Jesus, Rachmani di Lorenzo, a centrocampo Lobotka, Demme, Politano, Zielinski, Insigne e punta Mertens ovviamente. No, la formazione non è male, sicuramente non è male, perché con questi chiari di luna che stanno succedendo non potevamo permetterci di meglio. Speriamo bene, speriamo bene. Dai Napoli, dai. Piaci, non succede, non succede, che non succede, ma si succede. Dai. Voglio intanto è arrivata la mia cena in camera. Guarda, euro piatti. Che sono risultato positivo per chi non lo sapesse. Quindi sto in quarantena pure io. Sono un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, visto il periodo. Voglio salsiccia e patate, ma non patate normali, le smile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se le avete mai mangiate e se vi piacciono. Non so, buono proprio, non fanno un po' piacere. Stava un man, Juan Jesus, stava un man. Ma c'ha forza, solissimo, voglio. Non stiamo giocando, voglio. Non stiamo giocando. Speriamo sia solo un inizio. Ma no, Politano, tira meglio. Maronna, Mertens. No, tu tiri in me. Ah, capitano, vai, ci stai provando. Vai, ci stai provando. Un po' più basso. Un po' più bassa, capitano, un po' più bassa. Stronzato, ma questi calcio d'angolo battuto curto con me, fratello. Per dirmi solo pallo uno, per dirmi, ma pensavo che c'eravamo imparati a battere calcio d'angolo. E invece siamo tornati a fare una si stronzato, battuta corta. Passa a me, passa a te, passa a me, passa a te, passa a me, passa a te. E per dirmi la palla. Fuori gioco, fratello. Comunque è buono. È buono, ti. Sì! Sì! Trilli! Campanellino! Sì! Mertens! Era buono, la dritta era buona. Bello, o capitano. Oi, capitano. Mertens immenso comunque, intramontabile. Mamma mia, la ci vista questa deviazione, mamma mia ci ha salvato. Non sta sagliando la Juve. Vai giù, non l'ha capito allo quadrato come l'ha fermato, non l'ha capito. Non l'ha capito ancora. Non ci credo, Maro. Forse è un po' troppo centrale, Maro, che tiro, Maro. Bravi, dai, ci siamo però, dai, ci siamo. Maro Scesni, troppo centrale. Maro Giroud. Questo ne aiuto ma parecchio lontano. Questo non è andato parecchio lontano. Questo non è aiuto parecchio lontano. Ciruzzo. Non devi perdere la palla. Cioè, cose che non ti è chiaro che Allah non ne perdere la palla. Noi perché possiamo tutti scoperti. Finisce qui ragazzi il primo tempo, 1-0 per il Napoli, devo dire a sorpresa, sinceramente, grandissimo gol di Mertens su una bella azione, qualche altra palla l'abbiamo avuta, la Juve nei primi minuti ha giocato sicuramente meglio di noi, vedremo nel secondo tempo, speriamo. Io ho cominciato il secondo tempo, attenzione... Ma sto senza fermo, sto Chiesa non si ferma. Io non vuole Camorata, tirate in curva. No, lo sapevo. Ma no, che gol è merda, che gol è merda che mi ha pigliato. Che gol è merda che mi ha pigliato, che gol è merda. Che gol è merda, pure tirato male. Mannaggia, pure deviata. Mo non ci dobbiamo disunire. La Juve comunque ha fatto qualche cosa nel primo tempo. Naccia che palla. Ma Politano solo difensore sta chiappando questi di là fuori area. Ma chi si stanno solo loro? Maronna, ma chi si stanno solo loro? Cioè, ma stiamo rumendo allo che vedrete. Non ci credo, mannaggia Scesni.
contro 3. Mamma mia, ci siamo salvati. Per favore, mamma mia. Ci ha cagato sotto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ci ha cagato sotto qua weekend. Ma lo si trase come un gatto. Calcio d'angolo, basta. È finito. È finito. Voglio finisce qua 1-1. Ci sta. L'avevo tra l'altro pronosticato anche su Instagram. Vabbè, polemiche inutili. Guagliù, polemiche inutili. Anche perché la Juve ha avuto questo calcio di punizione già oltre il recupero. Cioè, di cosa vi state lamentando? Volevano pure calcio d'angolo, volevo. Eh sì, e Mururam una vita sti partiti e facciamo Mururam. 1-1 che secondo me ci sta, anzi ci è andata anche piuttosto bene. Tanto cuore per il Napoli, mi è piaciuto l'atteggiamento e il cuore che ci ha messo in campo, infatti faccio gli applausi a questo Napoli. Juve che comunque ha avuto tante opportunità, alla fine con Ken anche brividi con quel colpo di testa. 1-1 che ci teniamo stretto, anche perché andavamo lì con tante defezioni e tanti assenti. Va bene così, grazie Waiu. E sempre Forza Napoli, alla prossima. Ciao aiuto!